Con le mani si possono fare tante cose fin quando le abbiamo nel corpo, perché poi se a un certo punto si arrabbiano e si staccano, intanto vi presento Vincenzo Cosentino, produttore, regista, attore. Cosa aggiungo? Montaggio. Effetti speciali. Costumi. Scenografie. Distribuzione. Marketing. Non lo so. Poi, Cartonistica. Lavo anche i cessi del cinema ormai. Dai. E cerca di farsi dare i popcorn giusti. Sì, perché mi stanno dando sempre gli stessi, invece voglio quelli elaborati ormai. Vi presento ancora una volta, è tornato a trovarci lui, ecco, colui che ha ideato questo film bellissimo dal titolo Handy, che abbiamo anche visto perché l'altro giorno ne abbiamo parlato e ancora doveva uscire. Sì. Adesso invece è arrivato al cinema, ha riscosso un successo enorme. Sì, ha fatto un record nazionale, non me l'aspettavo. Infatti doveva finire praticamente il giorno 26 al cinema, invece? E invece no, il Cinestar mi ha semplicemente chiesto: ora tu lo proroghi. Ecco, per forza, mi raccomando. Sì, no, aveva fatto tipo Fast and Furious aveva fatto tipo 1900 presenze, noi tipo 3400. La gente fino al 26 ha fatto sold out, perché la gente correva credendo che era finito, la gente se lo vedeva in prima fila. E io infatti avevo detto al Cinestar: guarda, secondo me non conviene provare il 3 maggio, perché io ho spammato tutta la città con le date 20-26 aprile, quindi la gente sta venendo, si sta rompendo il collo per vederlo. No, proroga. Ho detto, guarda che esce Guardiani della Galassia, proroga. Tanto voglio dire, in ogni caso ha battuto anche Fast and Furious. Sì, no, ma la cosa allucinante è stato che Guardiani della Galassia è uscito mercoledì 26 e prende il nostro ultimo giorno di programmazione, era il 25, non mi ricordo. Comunque il loro lancio al Cinestar loro hanno fatto 250 presenze e Andy all'ultimo giorno di programmazione faceva 412. Noi parliamo anche di una cosa: noi abbiamo visto il film per chi si fosse sintonizzato adesso e quindi non conoscesse. Non so se esiste ancora qualcuno che non conosce Andy, però qualora esistesse una persona che ancora non conosce Andy, chi è Andy? No, Andy è la storia di un siciliano che per 30 anni scriveva con la mano sinistra ignorando la mano destra e scriveva storie che facevano letteralmente schifo. Dopo 30 anni di essere ignorata, la mano destra si stacca dal corpo, dice vabbè ciaone, e prende la penna e praticamente diventa il miglior scrittore di sempre, la mano, non lo scrittore. E poi cioè i bambini si sono stimolato anche da una grande presenza che fa parte di Andy. Sì, che c'è anche Franco Nero nel film, diciamolo, che poi voglio dire, lui è anche una grande presenza, anche se poi c'è un pizzaiolo che ci ha fatto innamorare ancora di più. Sì, nessuno ai tempi voleva recitare per questo film e quindi vabbè, non avevo i fondi per farlo e quindi praticamente ho fatto di necessità e virtù, ho fatto anche il pizzaiolo nel film e infatti poi c'è un bambino che si è intrippato male. Che è successo? Che ti ha detto? Sì, il giorno 22 aprile è uscito tutto contento, tu sei il pizzaiolo e il suo padre diceva, lui prima è il regista, no, tu sei il pizzaiolo, ora mi fai la pizza margherita. E io gli ho detto, guarda che è solamente un film, e lui mi ha detto, no, ora tu me la fai. Ecco, è lì. E io gli ho detto, sì, ma stai calmo. Non si possono deludere i bambini, però, Vincenzo. No, e infatti non sapevo più che cosa fare. Il padre poi lo ha portato via. Era molto contrario del bambino che non gli faceva la pizza. Poi c'era un anziano che siccome io sono ogni giorno al Cinestar, perché il Cinestar mi vuole là per dare i gadget, per firmare i poster. Allora a un certo punto un anziano innervosito viene da me e praticamente mi dice, amo a sistemare ste bagni. Ma perché lo dice a me? Forza, amo a sistemare ste bagni, avevo un mese cagati nel tuo bagno, non funziona. Ho detto, ma praticamente lui è sempre lì, quindi è stato anche preso per uno che lavora. Sì, ma che poi il bagno funziona, cioè è lui che, perché a un certo punto mi sono intrippato male, ho detto vediamo se sto bagno non funziona, quindi sono entrato letteralmente nel bagno, ma il bagno funziona, e questo che ormai è scoppiato. Vabbè, è andato completamente. Invece volevo ricordare che avesse delle domande 380 19 33 500, ci sono anche i ragazzi dell'Accademia Radiofonica, saluto Alessia e Maurizio che tra poco ti faranno una domanda. È arrivato un messaggio di un'amica che scrive: ciao Vincenzo, non finirò mai di farti i complimenti, te l'ho detto di presenza e confermo, sei geniale, innovativo, emozionante. Cinzia e Family, è genuino. Grazie mille Cinzia. Sì, io sono felicissimo appunto di questa cosa. Io non me l'aspettavo onestamente, perché andare al cinema coi volantini, sicuramente loro con la TV nazionale, noi con i volantini, e poi confinato, poi la gente sapeva che comunque c'erano stati casini. Secondo me la gente ha apprezzato anche che nonostante io avessi avuto dei problemi,
non le avessi mai detto qual era il vero problema. Hanno intuito che c'era un problema e quindi molta gente si salvava il volantino perché si era intrippata male di questa storia e diceva 20-26 aprile. E infatti per questo abbiamo avuto un boom di presenze e adesso stiamo andando come i film normali. Cioè Ora facciamo una cosa invece. Guardiamo il trailer di Handy, dopodiché ascoltiamo una canzone, poi torniamo sempre con Vincenzo Cosentino con le vostre domande, ripeto 380 19 33 500 se volete, così continuiamo a parlare di Handy e anche di manicure, diciamola qualcosa. Ma di tra poco, okay. Dai, tra poco, restate con noi. Ok. L'amore e la ragione. Noi esseri umani viviamo di questo. Sbagliato. L'essere umano va giudicato dalle sue mani, dalle sue azioni. Questa è la storia di una mano fra tutte le mani. Che contro tutte le avversità creò un sentiero tanto indelebile quanto impossibile. Per scrivere un libro universale dovrai attraversare il mondo. Ma sarà come uno specchio. Vedranno la tua anima, ma non potranno raggiungerla. Più andrai in alto, capirai che nessuno potrà seguirti. Stavolta non dovrai inventarti una storia. Questa volta vivrai la tua storia. Dimmi, le vibrazioni era il 2007, brano ripescato per voi su Studio 90 Italia. Ancora buongiorno da Paola 4, ben trovati Stelle di Giorno con il mio ospite favoloso Vincenzo Cosentino, attore, produttore, regista, effetti speciali del film Handy, che ripeto abbiamo visto e che fino al 3 maggio sarà ai portali Cinestar, quindi praticamente andatela a vedere perché ne vale la pena assolutamente. Grazie mille. Cioè retroscene incredibili, questa manicure favolosa che sarebbe un'altra mano praticamente di cui Andy si innamora. Si intrippa male, ma male proprio, sì, cioè. sì. Sì, perché lei usa gonne corte. È il messaggio è molto corte, è il messaggio che poi ne deriva anche da questo film. Ne parliamo tra poco, però prima vorrei so che c'è Alessia dell'Accademia Radiofonica, che anche lei è innamorata di Handy, che farà una domanda proprio a te, Vincenzo. Sì, sono assolutamente caduta in amore. Visto che vicino al microfono. Sì, ok. Sono alta io. Esatto. Allora, dicevo, io mi sono innamorata di Handy qualche mese fa perché ho trovato il volantino in giro e mi ha colpito moltissimo, anche prima di vedere il film, quando poi l'ho visto, insomma, non ti sto qui a dire, insomma, tutti i complimenti, ma mi ha colpito moltissimo la storia che poi rappresenta tanti giovani. Io credo che ho studiato molto la tua vita, un po' come si faceva a scuola, Pirandello, so che un po', credo di aver capito che è anche un po' la tua storia. Tu ti sei staccato dal tuo corpo umano, insomma, che è la tua famiglia, la tua terra, eccetera. Sei andato a farti scoprire dagli americani, a quanto ho capito. Sì, dagli australiani prima, poi dagli americani, poi in Inghilterra. E poi però, come tu sai che hai visto il film, c'è un ritorno. Appunto. C'è un ritorno perché dopo che lui è riuscito in quello che voleva. E sì, comunque è una metafora, cioè il bello del film è che l'hanno esteso appunto perché ha fatto tante presenze, la gente è venuta anche da Bari, da Reggio Calabria, da Torino, Napoli coi pullman, una cosa, perché sapevano che era proiettato solo qua. Solo qui è a Messina, credo. Sì, e lo aspettavano da 2 anni. Perché avevo finito questa raccolta fondi 2 anni fa e poi sono stato zitto perché praticamente ci sono stati dei problemi di cui a me non piace parlare, protestare, quindi però la gente diceva: ma che fine ha fatto sto Caruso? Perché non lo può proiettare in Italia? E appena gli ho dato la data la gente è partita coi pullman, e ora l'hanno esteso sino al 3 maggio.
Ed è molto bello questa cosa, perché comunque secondo me i bambini che l'hanno visto si sono innamorati, è la mano che va in Vespa, tutte le cose simpatiche che succedono. Quella Vespa bellissima. Quella è bellissima. Vorrei dire, ma anche il giubbotto di jeans, devo dire. Perché chicca meravigliosa. Perché queste mani hanno pure dei vestiti, quindi voglio dire. Sì, assolutamente. Sì, no. Sì, dimmi, Vincenzo. No, la cosa figa secondo me è stata che appunto i bambini si sono innamorati del film, però è uno di quei film, appunto come diceva uno dei genitori, che il bambino si divertiva, ma per la prima volta finalmente, mi diceva questo genitore, io mi sono visto un film d'animazione che io ho sentito mio, perché vedevo il bambino che rideva e io però pensavo, tu guarda che metafora che sta utilizzando questo. Appunto, questa è il punto geniale della sì, della perché storia. comunque il padre lo capiva che la mano che fuggiva dal corpo non è altro che la storia dell'italiano che è costretto a uscire dalla propria terra per emergere, poi capiva appunto che tutte le altre mani che si ribellavano al corpo degli altri esseri umani non era altro appunto che questa nostra voglia di ribellarci a uno Stato che comunque ci costringe e ci opprime, oppure che ne so, altre metafore. Il concetto dell'amore, che poi alla fine quando due mani si incontrano si tengono intrecciate, no? Questo è bellissimo, un'immagine meravigliosa. Esatto. Facciamo una cosa, ci fermiamo giusto un attimo per una canzone, tra poco torneremo. Se avete altre domande, grazie Alessia. 380 19 33 500. Io un po' citerei Freud per questo film di Vincenzo Cosentino. Mi guarda, diciamo, che sta dicendo. Intanto ancora una volta ve lo presento, attore, autore, regista, produttore del film Handy, e nelle sale Fortali, che troverete fino al giorno 3 maggio, quindi andate a vedere questo film perché ne vale davvero la pena, emoziona, fa ridere, fa sorridere, fa riflettere quanto possono fare e fa pensare davvero che queste mani, queste nostre mani hanno una grandissima importanza per costruire la nostra vita, no? Sì, no, ma infatti è una grande metafora, cioè alla fine uno con le mani può decidere il fato di qualsiasi cosa, il destino, no? Puoi aiutare qualcuno oppure gli puoi sparare con un grilletto, no? E poi tu che hai visto, anzi l'avete visto tutti qua dentro. Tutti praticamente, sì. Capite il finale, soprattutto negli ultimi 10 minuti, quando Andy fa un discorso che è il discorso proprio che ci cade a pennello nel periodo purtroppo che viviamo in questo periodo, dove ci sono guerre, attentati terroristici. Voi che avete visto il film sapete di cosa sto parlando, quella frase finale che non sveliamo perché no. Dovete andare al cinema fino al 3 maggio, c'è la possibilità. Mi fai sentire la vocina di Andy però? Yeah. Magari chi ancora non ha visto il film non capirà molto, però vi assicuro che quando andrete al cinema a vedere Andy, che oggi è pure ignudo e scostumato, perché di solito ha i vestitini, ecco, inquadriamolo, ecco, ignudo, scostumato, ma che modo è? Cioè mi deve venire quantomeno incravattato. No, io sono venuto direttamente con la maglietta installazione panza, perché ormai siamo al 78% di installazione panza, non so se lo vedete. Ecco, guardate anche in video su studio90italia.it. Perché sto cercando di diventare un vero e proprio regista, perché è giusto che io diventi almeno col pancione così, col pancione proprio così e poi col sigaro. Vabbè. Chissà se uscirà un nuovo Andy più avanti. No, non lo so, onestamente Andy è veramente un casino creare un Andy, soprattutto per come l'ho fatto. In teoria per fare Andy 2 ci vorrebbero veramente tanti soldi, anche perché comunque io non sono più quello di qualche anno fa che si mette a fare tutto ma da quando solo. qualcosa volete farla, fatela, no? Sì, ti piace anche questa frase? Scusa, non dici questo? Sì, però se una cosa volete farla, se è una fatela. cosa, se vi dicono che qualcosa non si può fare, ma se voi pensate che sia giusto farla, fatelo lo stesso. Esattamente, quindi voglio dire, un giorno se Vincenzo Cosentino riterrà giusto farlo, lo farà. Sì, e secondo me so già come finirà, che probabilmente me lo rifarò da solo. Perché Ci scrivono: Fabrizio, ringrazio il cielo che Andy sia stato prorogato fino al 3 maggio, sarei dovuto venire il giorno 26, il film è iniziato, grazie Vinci, sei il numero 1, Fabrizio Ska, che salutiamo. ciao Fabri. Saluti a Gabri, saluti a Vincenzo. Ciao Vincenzo, probabilmente non ti ricorderai di me, sono Riccardo della scuola Malerba, Ezio, il film che si gira da solo, ti stimo molto, continua così che quando sarò grande ti raggiungerò. Che carino. Ciao Ricky, mi hai già raggiunto con questo messaggio, perché mi ricordo di te e sono strafelice. Ricordati che comunque poi abbiamo la mattinata al cinema Alfieri, Fantastico. Chiamo anche Maurizio dell'Accademia Radiofonica, pronto anche lui per una domanda a Vincenzo Cosentino, che sono tantissime le domande che vogliono farti perché susciti veramente tanta curiosità. Vai Maurizio, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Maurizio. Ciao Vincenzo. Io
è inutile farti i complimenti. Ti dico soltanto che in una notte ho visto e rivisto il tuo documentario e non ho dormito per le prossime 3 notti. Ecco, praticamente. Comunque, perché comunque ho riletto un attimino anche il mio percorso, la storia, quindi penso che la produzione di questo Andy sia un messaggio anche oggi ai giovani, no? A chi non crede magari in se stesso, a chi magari getta la spugna molto facilmente. Ma sì, allora, io non penso che c'è qualcuno che voglia gettare di proposito la spugna. Io dico sempre una cosa, soprattutto quando ho incontrato le scuole sia in Italia che in America, io dico alle scuole, dico sempre una cosa: tappatevi le orecchie, perché quando avrete un'idea, che sia buona sia che non sia buona, avrete 98 persone su 100 che vi diranno che non si può fare e 2 persone che vi diranno che si può fare, di cui uno è uno dei vostri genitori e nemmeno ci crede davvero. Se non gli porti tu a credere qualcosa, allora saranno i primi veramente a sostenerti, e io sono stato fortunato ad avere i genitori che alla fine mi hanno creduto. E poi l'altra persona che invece ti dice sì, ce la farai, ma fondamentalmente te lo dice per non buttarti giù. Quindi tecnicamente quando cominci qualcosa sei sempre da solo contro tutti. E quindi l'unica cosa che io ho fatto esempio con Andy era che nonostante avessi fatto i corti, avessi vinto dei premi fuori all'estero, io in Italia continuavo a chiamarmi su Facebook, ad esempio, Hakuna Matata. Sembra un'idiozia, però in America e in Australia sapevano cosa facevo. In Italia no, perché volevo rimanere concentrato a farmi questo film da solo a casa, perché se io mi fossi messo a spiegare, faccio questo film così colà, la prima frase che io mi sarei sentito dire: ah, ma tu fa fare, ah, ma non ce la fai. Quindi l'unico consiglio che io dico, poi quando è uscito, ah, bravo, sapevo che ce l'avresti fatta. Che è una cosa che comunque, se uno guarda nella storia, qualsiasi persona che cerca di fare qualcosa, c'hai sempre questo ostacolo. E comunque io tendo sempre a sottolineare che comunque sì, Andy è un film indipendente, ma ci sono veramente tanti altri film indipendenti che sono veramente bellissimi. Io faccio sempre i complimenti appunto a altri registi indipendenti che hanno fatto lavori bellissimi come 90 bpm, La bugia bianca, ce ne sono veramente tanti, soprattutto io mi concentro più sui siciliani, ma ce ne sono anche dell'Umbria che hanno fatto un film sul terremoto. Sono film veramente belli che secondo me, se avessero un'uscita nazionale con la pubblicità, dico, se non è la metà della pubblicità che hanno certi film grossi, potrebbero fare veramente dei numeri e far riflettere veramente la gente, perché la gente purtroppo vede, ad esempio, uno va al Cinestar e vede i Puffi, vede Avengers, vede che ne so, i Guardiani della Galassia, e poi magari si ritrova Andy. Se io Andy non l'avessi pubblicizzato per 6 mesi come se fosse appunto un film non indipendente, io non sarei riuscito a batterli. Però a battere questi film grossi, perché abbiamo fatto appunto il record di presenza, abbiamo battuto Fast and Furious e tutte queste cose, una cosa che neanche io mi sarei aspettato, perché facciamo sempre sold out. Però se la stessa procedura di marketing e di pubblicità, perché alla fine tu puoi avere anche Harry Potter in un cinema, ma se Harry Potter non ha 3 milioni di euro di pubblicità, tu in quel film ti fai 3 presenze. Invece Andy ha avuto tantissime presenze, è andato fortissimo, e vi ricordo, fino al 3 maggio ci sarà la possibilità di vederlo al Cinestar ai Portali. Intanto ringrazio Maurizio. Appunto volevo dire appunto che non è che Andy è un caso che tipo è andato bene perché il film è buono, è perché comunque anche altri film indipendenti avrebbero fatto, secondo me, quanto Andy, se tutti quanti riusciamo a comunicare che esistono questi film. Invece in Italia c'è un sistema che praticamente oscura i film indipendenti e prende l'Italia fuori. Per questo ti sto dicendo, ho citato altri film indipendenti che mi piacciono molto. Io dico sì, quindi a questo punto alla produzione indipendente fatta in un certo modo, come è stato nel caso di Vincenzo Cosentino. E purtroppo dobbiamo salutarci perché siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Volevo ringraziarti tantissimo, io ti terrei tutto il giorno con me, Vincenzo, guarda, veramente. Te, Andy, Handle, Manicure, insomma, e tutta la generazione di mani del mondo. Però adesso dobbiamo salutarci con una canzone che tra l'altro hai scelto tu, che ti rappresenta molto, mi dicevi. Sì, perché vai, comunque... presentala tu. Sì, no, vabbè, ho scelto questa canzone perché niente, sapete che Andy è girato in 20 parti del mondo, dove io sono stato ovunque con la telecamerina a filmare e quindi la mia canzone, e spero anche che un pubblico giovane la apprezzi, ma le dico per tutti quanti, è Nord Sud Ovest Est degli 883. Grazie Vincenzo Cosentino, grazie anche Maurizio che saluto. E noi invece vi diamo la buona giornata, buon weekend, buon fine settimana, buon 1° maggio. Ci risentiamo martedì sempre su Studio 90 Italia. Ciao Giacchi!